dalla redazione, solita redazione, stampo ancora lesi domani, ci arriva una telefonata e ora il direttore mi ha pregato di andare a verificare quanto che si sta comunicando. Sono arrivato a questo paese strano, diverso da tutti gli altri, per conoscere un conte che è un fia superato, dico bene un conte. Intanto chiedo scusa per questo tic nervoso che gomma è. Ma è tanto che lo ha? Noblesse oblige, è tanto sì, insomma. Ma è perché fa noblesse? Posso dire dalla nascita. Ah, perché si sentiva già lui un nobile. Chi galere in francese, diciamo così, che ecco, da dei tic diversi mi purtroppo chiedo anche scusa ai amici che ci guardano e la ringrazio tanto perché lei è venuto qua e ha risposto alla mia chiamata. Noi altri corremmo sempre quando qualcuno ha bisogno di aiuto. Mi pare che io abbia bisogno di un certo aiuto, no? Certamente. Di far conoscere cosa? Ma far conoscere la mia situazione, diciamo, disgraziata. Non handicapata, disgraziata è diverso. È situazione, è disgraziata. Che non tu pensi mai. No, perché ti vedo con l'occhietto che ti chiedo se devo magari del T, se non ti dispiace, più nobile, anche se non si conosciamo, ecco, mi sono proveniente da una nobile famiglia veneta che mi ha, diciamo così, esautorato, è vero, dall'albo genealogico. Perché anche un albero è genealogico. Con l'albero mi fa ramo io. Ramo di... non sta facendo parlare mai, mi sono ripromesso questa sera di non parlare mai. Se non mi tocca il commissario Danosi è la quinta volta che affermo. Ecco, io sono il conte purtroppo definito per antonomasia, è vero, dai braghe ma questo perché anni fa, lasciando la mia bicicletta in piazza e andando a bere una ombretta, sono salito in sella e mi sono smerdato tutto perché mi avevano fatto, diciamo così, uno scherzo, non accorgendomi che porto sempre dei pantaloni. Ma era per scherzo o perché lui non so, no, è per scherzo che è una presa in giro, è una presa per non mi ero accorto che avevo la sella sporca, non diciamo di che materia, è vero, perché ci sono persone anche distinte all'ascolto e io tutto quanto oltre e dopo il commissario qui con le braghe di qua contro le braghe ed è rimasto, diciamo così, è vero, questo nomignolo che mi getta proprio nel discredito. Allora io negate informare Conte, mi scusa, negate informare perché ha bisogno di segnalare all'opinione pubblica che purtroppo diciamo così, a vitalizio da mia sorella, ecco, che sta brutta sorella, perché il piatto del minestra le dato che a te dà al giorno, vero? Ecco, e a te rinfaccia continuamente che non te lavori, che non te fai niente, che cosa ha avuto che a me età cominci a lavorare, non ho mai fatto ecco, non stava arrivando dove cominciare mi carga il mio vecchio avanti ecco, e mi ecco, il discorso cade, poi sono stanco così di vivere questa vita un po'
È vero, anche perché non posso fregiarmi neanche del mio cognome. Perché il club araldico di cui facevo parte mi ha tassativamente, tramite avvocato, è vero, mi ha, come si dice, mi ha, diciamo, tassativamente, mi aiuti, mi ha detto insomma che non posso fregiarmi più di questo. No, Cate, se io dico una roba e mi dice che il mio cognome veneto altisonante, conosciuto. Allora usi Conte altisonante o Conte di Bragonte? So Conte, ti dico che non posso più fregiarmi. Basta dire Conte. Ecco, ho il titolo che mi porto, io non posso dire più il cognome perché mi hanno diffidato, ecco la parola che non mi veniva, mi hanno diffidato di continuare a chiamarmi con quel cognome. Stai attento, Sossorea qui a Bona che hai detto prima, sì, perché dà un fiade dado, cucurucu. Sì, ma che dai un Giussettin De Vin? Dai in osteria. Cosa ha avuto Giussettin De Vin, se sapessi che vita che fa il suo amico, scusa che la minima è pensione, non so che possa neanche io possa pretendere da me sorella più di tanto, voglio dire, però sono sempre tuo fratello, sangue del tuo sangue, voglio dire, a trattarmi proprio così, ma questo visito non è che era troppo brodo da bere, non era troppo brodo, è una minestrina che ti ami a buttare, come fosse un can sul stufo, ecco la richiesta, allora sono venuto, è vero, a chiedere, ma ci siamo corsi con te in camera, perché? A dargli una mano, ecco, e io vi per questo io vi ringrazio e chiedo un vitaizio, non voglio usare una pensione, insomma, ecco dal Presidente della Repubblica. Cosa ha fatto domanda? Anche se mi sono monarchico proprio, diciamo, per antonomasia. A Roma ha fatto Luca Zenobi domanda? Sì, ho fatto domanda, caro, ma tu sei meglio di me, che cosa ha avuto, se no che se conoscessi in alto, perché qua i diesel ti c'era la bicicletta e ti c'era anche il respiro. Ecco, sai, la bicicletta mi c'era una volta, cioè ti c'era anche il respiro. La mia domanda è questa, prima che casca il governo, manca poco comunque. Se il Presidente della Repubblica si mettesse una mano sul cuore a dire aspetta che sto poro can, invece che una minestrina è dato, che fermo vero un dato di minestrina. Una pasta asciutta, insomma, ero dato per quanto è che potremmo domandargli? Cosa ha avuto? 2 milioni e mezzo di massa. Sì, perché minestrina 1 milione e mezzo e non ne parliamo più. Vabbè, tornati caso mai che ne dai anche 1 milione, va bene, tanto per fare la minestrina due dadi al manco. Manco a dire mi bevo una ombra e so che mi so guardare. Allora Conte, mi ascolta un attimo, la bicicletta ancora? 3 caini. Ma sei ancora sporca sei? No. Quella è tutta netta. Può cambiare sei. Sei cambiare. Da cavala un'altra bicicletta. Lo trovai. Ecco, non si parole sto qua a dire. Allora un attimo adesso che domandiamo a Roma, va bene? Che hai detto che dai, fate tutto, i roba, i metti. Ma quello che cresce chi lo manda qua. Ecco, se sarà possibile che te conoscesse altolocate poter avere questo aiuto, questo aiuto per sopravvivenza. Conte, noi siamo venuti a trovarti, anzi abbiamo sedito, abbiamo detto che sei più bello. Faremo tutto quello che è possibile, la nostra televisione, il nostro giornale adesso farà conoscere di più sta tristezza
che c'è dentro sto cuore, dentro sto cuore, abbassare a chiedere, e soprattutto uno che perché la sorella non ti dà un fiato di minestra in più. Come dico che ho sangue blu perché con tutti gli ombri che bevo così deve tornare ormai, però insomma ecco. Magari che sono tanto fiato da biscotto da tocciare piuttosto degli altri. Basta continuare a sbarcare il lunario. Così poi faremo quello che è possibile, dell'accoglienza siamo restati contenti, degli siete un fiamanco perché all'inizio credevamo che fosse un po' offensivo nei nostri confronti, invece no. Invece sarà ben naturale. Purtroppo infatti scherzetto dopo scherzetto si va a sporcare. Allora fermo questo discorso e se vedremo presto così vediamo una bella notizia al Conte dei Braghiotti. Ringrazio di cuore.